Questa è un'opportunità di sensibilità anche attraverso questa mostra che pone scorci della vita quotidiana dove centinaia e centinaia, migliaia di automobilisti vi transitano, ma ovviamente dobbiamo anche rendercene conto che è una delle statali più difficili, se non che più pericolose dell'intera rete viaria nazionale, e dunque dobbiamo anche tener conto di questo aspetto e magari attraverso anche questa mostra poter sensibilizzare ancora più l'opinione pubblica, le istituzioni, partendo proprio anche dal Consiglio regionale del Veneto, per aumentare la sicurezza, per far passare il pensiero e la volontà di far sì che dalle parole si possa passare ai fatti, perché io credo che sia ora e tempo che si possa e si debba investire su questa statale. Se ne parla da troppi anni, però alla fine pochi accorgimenti sono state fatte, le vittime purtroppo sono aumentate. Non è questo, diciamo così, il contesto della mostra, ma in realtà dobbiamo comunque tener conto anche per rispetto di chi su questa statale ha perso la propria vita. Vogliamo raccontare questa strada che va da Ravenna a Venezia, sono con tutte delle immagini scattate in bianco e nero all'interno delle linee della strada e sono tutte scattate in movimento ed è un racconto che parte dal 2008 fino ad oggi. Questo progetto che racconta la Romea e la vuole sprigionare dai luoghi comuni, quelli della cronaca quotidiana, gli incidenti, purtroppo ci sono, che vuole raccontare la cultura, la storia, l'arte, l'ambiente, la gastronomia lungo questa strada che merita di diventare un itinerario culturale. Occorre trovare, speriamo che dal nostro progetto affiori questa nuova sensazione, un progetto culturale su questa strada, quindi la Romea come itinerario storico.